Eder. Mac. Pallister. Caso Resinovic. Claudio Sterpin. Non credo sia stato Visintin, ma sa benissimo chi è stato. Trieste. Claudio Sterpin torna a parlare pubblicamente della morte di Liliana Resinovic e lo fa con dichiarazioni forti, cariche di convinzioni maturate fin dall'inizio dell'inchiesta. Intervistato dall'ANSA, l'amico storico della donna ha commentato le ultime novità emerse sulla stampa, sottolineando in particolare la posizione di Sebastiano Visintin, marito della vittima. A detta di Sterpin, l'incontro con Visintin in occasione del prossimo incidente probatorio non lo preoccupa affatto. Secondo quanto riportato dal giornalista, l'uomo ha affermato di non provare alcun imbarazzo all'idea di trovarsi faccia a faccia con il marito di Liliana, specificando: non credo sia stato lui l'artefice, non credo sia stato lui ad ucciderla. Per Sterpin, il caso Resinovic sarebbe infatti il frutto di un'azione pianificata, organizzata e condotta da più individui. Un lavoro premeditato, come lo ha definito, e non un gesto isolato. Pur sollevandolo formalmente da responsabilità dirette, ha però sostenuto che Visintin conosce la verità. Secondo quanto riferito, l'uomo sarebbe perfettamente consapevole di quanto accaduto, di dove è stato tenuto il corpo e soprattutto di chi lo ha trasportato nel luogo del ritrovamento, il boschetto nei pressi dell'ex Oppi, ospedale psichiatrico provinciale di Trieste. Sterpin ha ricordato che anche il fratello della vittima, Sergio Resinovic, è convinto di questo. Lo abbiamo detto sia io che Sergio, ha riferito. Lui sa tutto, compreso il posto dove è stato tenuto il corpo di Liliana e chi l'ha portata lì la mattina del 4 gennaio. A rafforzare le sue convinzioni ci sono, a suo dire, elementi di ordine pratico e naturalistico. Il giornalista riporta che, secondo Sterpin, se Liliana fosse rimasta in quel boschetto anche solo per 2 giorni e una notte, il corpo sarebbe stato irriconoscibile a causa della presenza costante di cinghiali nella zona. Fosse stato lì anche soltanto 2 giorni, sarebbe stato sfigurato dai cinghiali che pullulano nel bosco. Che non vengano a raccontarmi che in 20 giorni non è successo nulla, avrebbe detto, lasciando intendere che, a suo avviso, il cadavere sia stato posizionato sul posto soltanto poche ore prima del ritrovamento. Una convinzione che non è nuova per Sterpin. Come egli stesso ha ricordato, avrebbe già comunicato questa versione agli inquirenti nei primissimi giorni dell'indagine. Questo l'ho dichiarato alla polizia il 15 dicembre 2021, quando mi sono presentato spontaneamente in questura, ha affermato. Se non l'ho detto quel giorno, l'ho detto subito dopo il ritrovamento. A margine delle sue dichiarazioni ha lasciato trasparire un cauto ottimismo circa l'andamento delle indagini. Siamo alla vigilia di una svolta? Speriamo. Parallelamente alle parole di Sterpin si intensificano anche i dubbi sulla posizione di Sebastiano Visintin, che proprio nelle ultime ore risulta di nuovo irreperibile. Dopo le recenti accuse avanzate dalla procura, il marito di Liliana sembra essere scomparso nel nulla, almeno formalmente. Nonostante ciò, i suoi profili social restano attivi. L'uomo continua a pubblicare fotografie che lo ritraggono assieme alla moglie. Una condotta che, agli occhi degli investigatori, risulta sempre più ambigua. Ma non è l'unico dettaglio che potrebbe presto riaccendere l'inchiesta. Nuovi elementi potrebbero emergere anche da testimonianze rimaste fino ad ora sullo sfondo. Si tratta di dichiarazioni rese da alcuni sanitari che lavorano all'interno del Parco di San Giovanni, lo stesso in cui il 5 gennaio 2022 fu scoperto il corpo senza vita della donna. Questi operatori avevano riferito di aver notato, nei giorni immediatamente precedenti al ritrovamento, la presenza insolita di un uomo che si aggirava nell'area. In particolare, uno di loro avrebbe descritto una figura maschile con barba bianca, vestita con abiti scuri, che si muoveva nel parco con l'ausilio di una torcia accesa. Tali testimonianze furono formalmente raccolte dagli investigatori, ma inizialmente ritenute non rilevanti ai fini probatori. Tuttavia, a seguito del presunto coinvolgimento diretto di Visintin, fisicamente compatibile con la descrizione, non è escluso che quegli avvistamenti vengano ora rivalutati con maggiore attenzione. L'ipotesi è che l'uomo avesse effettivamente frequentato la zona nei giorni antecedenti il ritrovamento, circostanza che potrebbe contraddire la sua versione dei fatti. La combinazione tra le parole di Sterpin, l'assenza di Visintin e queste testimonianze mai realmente approfondite prima
sta contribuendo a creare un clima di attesa e tensione attorno all'indagine. I prossimi passi dell'inchiesta, a partire dall'incidente probatorio, potrebbero finalmente chiarire aspetti cruciali di una vicenda che da oltre 2 anni tiene con il fiato sospeso l'intera città di Trieste e l'opinione pubblica italiana. Miracolo a Milazzo, si risveglia dal coma e scappa in mutande, manco fosse Forrest Gump. Era tranquillo in terapia intensiva all'ospedale Fogliani di Milazzo, in coma da 2 giorni, quando all'improvviso... tac! Si sveglia, si guarda intorno, realizza che è ancora in ospedale e nel panico più totale decide che è il momento giusto per un grande ritorno alla vita. Ma non uno normale, no. Il nostro eroe ha scelto di farlo nudo e con il solo pannolone come outfit, degno di una sfilata haute couture post-apocalittica. A quanto pare, dopo aver ripreso conoscenza, il giovane, originario del comprensorio nebroideo ma da oggi cittadino onorario di tutte le chat di gruppo italiane, è andato in escandescenza. Si è liberato dai fili e tubicini come se stesse giocando a Twister con i macchinari e ha dato vita a una delle fughe più epiche della medicina moderna. È scappato correndo nudo per le strade di Milazzo, con la grazia di una gazzella e la determinazione di chi ha appena ricordato che ha lasciato il forno acceso. Il tutto, ovviamente, sotto gli occhi increduli di medici, infermieri, passanti e di un povero signore che era uscito solo per comprare il pane e si è trovato davanti il remake live action di Tarzan 2.0. Inseguito da personale sanitario e gente comune, in una scena che neanche Benny Hill nei suoi momenti migliori, il ragazzo è riuscito a far perdere le sue tracce fino alle Ventico, quando è stato ritrovato in zona Ciantro da una volante della polizia. L'abbiamo individuato grazie alla sua camminata trionfale e al pannolone svolazzante, avrebbe detto un agente trattenendo a stento le risate. Il giovane è stato riportato all'ospedale da un'ambulanza del 118 che ormai aveva deciso di aggiungere le Frequent Flyer Miles al suo cartellino. Ovviamente, il tutto è stato immortalato in un video che ha fatto il giro di WhatsApp più velocemente della variante Omicron, generando commenti come «Ecco cosa succede quando il caffè dell'ospedale è troppo forte» e «Il vero miracolo di Milazzo». Le autorità sanitarie hanno invitato tutti al rispetto e alla riservatezza, usando una sobria foto d'archivio, perché la dignità, come il pannolone, va sempre preservata. Moralina finale. Mai sottovalutare il potere di un risveglio improvviso, né la resistenza di un pannolone ben allacciato. Garlasco, il ritorno di Andrea Sempio tra gli indagati, le nuove ombre sul caso e le ipotesi alternative alla condanna di Stasi. A 18 anni dall'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nella villetta di via Pascoli a Garlasco il 13 agosto 2007, le indagini sembrano non voler trovare una pace definitiva. In queste settimane, sotto i riflettori torna un nome che già era emerso negli anni passati, quello di Andrea Sempio. Dopo un lungo silenzio è di nuovo formalmente indagato per concorso in omicidio. Ai microfoni della Vita in diretta, Sempio ha espresso tutta la sua incredulità per questa nuova ondata giudiziaria. Sgomento provo, non c'è altro se non sgomento ed essere attonito. L'unica cosa che si può fare è andare avanti, aspettando che passi anche questa. Ma è davvero possibile andare avanti quando le indagini tornano a scavare in uno dei più discussi cold case della cronaca italiana? L'impronta numero 33 e la nuova indagine. Cosa è cambiato? Al centro delle rinnovate attenzioni investigative c'è una traccia dattiloscopica, denominata impronta papigliare 33, rilevata nel 2007 sulla parete della scala che conduce al seminterrato della villetta dei Poggi. Quell'impronta, rimasta per anni senza una corrispondenza certa, è oggi considerata compatibile con il palmo della mano di Andrea Sempio. Ma non è solo la corrispondenza a destare l'interesse della Procura di Pavia. A rendere cruciale questa traccia è il fatto che potrebbe essere databile grazie alle nuove tecnologie e collocabile temporalmente nella finestra del delitto. Secondo gli inquirenti, questo indizio potrebbe dimostrare che Sempio era nella villetta proprio nel momento in cui Chiara fu aggredita. L'impronta, situata tra il terzo e il quarto gradino, o secondo e terzo, a seconda della numerazione, si trova a circa 1,5 metri da terra, a pochi centimetri dal punto in cui venne rinvenuto il cadavere della giovane. Nonostante sia priva di sangue, la sua posizione è giudicata rilevante. Come sarebbe finita lì?
se non in un momento concitato, forse durante o subito dopo l'aggressione. Le parole della difesa e le teorie alternative. Il ritorno di Sempio tra gli indagati ha portato anche la sua difesa a scendere in campo con forza. Due sono le figure che oggi lo rappresentano, l'avvocato Massimo Lovati e la collega Angela Taccia. Lovati ha avanzato pubblicamente un'ipotesi che ha fatto discutere. Secondo lui, l'omicidio non fu opera di Alberto Stasi, ma di un sicario che Stasi avrebbe coperto. Il colpevole sono altri che Alberto Stasi ha coperto. Parlo di un sicario, ha dichiarato alla Vita in diretta. Quando il giornalista chiede chi avrebbe potuto assoldare un sicario per uccidere Chiara, l'avvocato si sbilancia ulteriormente. Perché era diventato un personaggio scomodo. Chiara sapeva, frequentava l'oratorio e lì, nei pressi del santuario della Madonna della Bozzola, si praticavano esorcismi e, secondo alcune testimonianze, anche atti di pedofilia. È mia convinzione, senza prove concrete, che sia stata eliminata perché sapeva. Si tratta, per ammissione dello stesso avvocato, di un'ipotesi di studio e di esperienza, non suffragata da elementi oggettivi. Eppure getta una nuova ombra su quel microcosmo di provincia, già segnato da silenzi, reticenze e stranezze. Sash l'identità di Andrea Sempio. Non sono un mostro. Nel frattempo Andrea Sempio prova a difendere la propria immagine e a rimanere lontano dal clamore mediatico. La sua avvocata Angela Taccia afferma con forza che non c'è alcun elemento concreto che provi il suo coinvolgimento. E ricorda che il suo assistito ha sempre collaborato con gli inquirenti, sottoponendosi volontariamente a test genetici e fornendo le proprie impronte. Eravamo un gruppo di sfigati, noi. Andrea è provato, non vive più a Voghera. Gli stanno costruendo addosso l'immagine di un mostro, ha dichiarato la legale. Sempio, dal canto suo, ha ammesso in un'intervista recente a Chi l'ha visto di essere stato in tutte le stanze della casa, eccetto quella dei genitori. Un cambiamento significativo rispetto a quanto dichiarato in passato, quando sosteneva di aver frequentato soltanto la saletta della TV e la camera di Chiara per giocare con Marco Poggi ai videogiochi. La posizione della PlayStation, un dettaglio non da poco. Una questione apparentemente secondaria, quella della collocazione della PlayStation nella casa dei Poggi, si è trasformata in un nodo non ancora sciolto. Inizialmente Marco Poggi, fratello della vittima, dichiarò che la console si trovava nella saletta al piano terra e nella camera di Chiara. Nessun riferimento alla taverna. Anche le fotografie scattate dai carabinieri all'epoca confermano quella disposizione. Tuttavia, l'avvocato Gianluigi Tizzoni, che assiste la famiglia Poggi, ha recentemente dichiarato che Marco teneva la PlayStation nella tavernetta. Se così fosse, la presenza di Sempio in quel locale dove è stata rilevata l'impronta incriminata potrebbe essere giustificata. Ma perché allora né Marco né Andrea ne fecero mai menzione nel 2007 o nel 2017? Shaksh le impronte sul pigiama e le mani insanguinate. Un ulteriore elemento riemerso dalle vecchie carte del processo è la presenza di 4 tracce di polpastrelli insanguinati sulla maglia rosa del pigiama di Chiara. Tracce mai analizzate, poiché il capo d'abbigliamento arrivò al medico legale completamente intriso di sangue. Tuttavia, la sentenza d'appello del 2014, con cui fu condannato Alberto Stasi, stabiliva con certezza che l'assassino si sporcò le mani e quindi probabilmente le lavò subito dopo l'aggressione. A rafforzare l'importanza della cosiddetta impronta 33 è proprio questo elemento. Se davvero fosse stata lasciata dall'assassino, non dovrebbe recare tracce di sangue. Il Combur test effettuato nel 2007 diede un esito dubbio. L'OBTI test, più specifico per il sangue umano, risultò negativo. Eppure oggi, grazie a nuove tecnologie, i genetisti sostengono che si potrebbe fare un nuovo tentativo, utilizzando reagenti più sofisticati e in grado di identificare anche minime tracce di DNA. Le domande ancora aperte. L'inchiesta oggi è nelle mani della Procura di Pavia, con il procuratore Fabio Napoleone, l'aggiunto Stefano Civardi e le PM Valentina De Stefano e Giuliana Rizza. A distanza di 18 anni, non si può dire che il caso Chiara Poggi sia risolto. Troppi gli elementi ancora avvolti dal mistero. Il movente, la vera arma del delitto, l'assenza di sangue sulle scarpe e sull'abbigliamento di Alberto Stasi, le tempistiche esatte, i movimenti nella villetta prima e dopo l'aggressione. Soprattutto restano da chiarire 2 punti fondamentali. Chi è l'autore dell'impronta 33?
e perché nessuna delle persone inizialmente coinvolte menzionò mai la presenza di console o videogiochi nel locale dove fu rinvenuta quella stessa traccia. Il tempo ha rimesso in moto un'indagine che si credeva conclusa, ma in questa storia ogni passo in avanti sembra aprire un nuovo abisso di incertezze. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.